Rieccoci dopo la pubblicità, abbiamo sentito il Presidente ovviamente per quanto riguarda questo benedetto, io lo chiamo benedetto ma maledetto Covid, speriamo davvero che la situazione migliori, anche se ovviamente ancora la luce non si intravede molto bene, come si dice, in fondo al tunnel. Auguriamoci però che ovviamente queste cose migliorino con il tempo e che quest'estate tutti abbiano quantomeno, o la maggior parte abbiano preso il vaccino in modo tale che si possa vivere in maniera migliore. Detto questo, la puntata di questa sera invece è una puntata diversa. La settimana scorsa abbiamo parlato delle poche nascite che ci sono in Italia, questa sera invece parleremo di coppie. Se la regia, che saluto, mette già il titolo, la coppia che scoppia, abbiamo messo un titolo un po' particolare, eccolo qui, e quindi ne parleremo questa sera. Già inizio a presentare gli ospiti con l'avvocato Patrizio Agnello, grazie di essere con noi. Buonasera ai telespettatori. Saluto la professoressa sociologia della famiglia Università di Padova, l'autoressa Barbara Segato, grazie di essere con noi, l'avvocato Valentina Fantin, grazie di essere con noi. Buonasera. E saluto anche Alessandro Tosato dell'associazione Padri Separati, davvero grazie anche a lei. Teniamo Alberto Gottardo, che è un opinionista che lavora per la Zanzara. Saluto in redazione Denis, buonasera Denis anche a te. Una buona serata anche da parte mia, un saluto ovviamente a tutti i nostri telespettatori, ai quali ricordo che possono interagire con noi nel corso di questa trasmissione. Potete chiamarci allo 049 80 777 53 oppure mandarci un sms al 366 229 1811. I numeri scorreranno in sovraimpressione per tutto il corso della trasmissione, di conseguenza avrete sempre sotto mano le modalità con le quali interagire con noi. Vi ricordo anche invece che sul canale 87 è in corso, quindi su TV7 News, canale 87, è in corso in rigorosa diretta la Via Crucis diocesana, perché lo sapete siamo entrati nella settimana santa. Allora come di consueto anche quest'anno, ovviamente con modalità inedite a causa delle restrizioni in vigore, si sta tenendo comunque all'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio la Via Crucis diocesana, la presenza del Vescovo di Padova Monsignor Claudio Cipolla, ricordando anche che le celebrazioni della settimana santa della diocesi vi terranno compagnia proprio per tutta la settimana sui nostri canali, perché poi torneremo anche alle 15:45 di domani pomeriggio con il Giovedì Santo, sempre su TV7 News, così come venerdì alle 15 per la celebrazione della Passione, poi sabato santo la veglia alle ore 19, sempre queste celebrazioni lo ricordiamo su TV7 News, mentre domenica di Pasqua alle 10:15 ci sarà la messa della Santa Pasqua officiata da Monsignor sempre Claudio Cipolla, in diretta però su TV7 Triveneta, quindi qui sul canale 12. Bene, ricordiamo, hai detto tutto, ricordiamo che seguiamo con molta attenzione anche queste celebrazioni. Va bene, il tema è questo, ovviamente la coppia che scoppia. Prima però di iniziare il dibattito con voi, per sentire ovviamente questa situazione che davvero vedrete dei numeri incredibili, andiamo a vedere il servizio di apertura di Denis Baran. Vediamo. Una tendenza in costante aumento e che ha visto il suo picco alla metà del decennio scorso. L'instabilità coniugale, con l'aumento di separazioni e divorzi, è un fatto ormai radicato nella nostra società. Dal 1970, anno in cui il divorzio è stato introdotto in Italia, sempre più matrimoni sono finiti, sempre più coppie hanno scelto di prendere strade diverse, certificandolo con la separazione o appunto con il divorzio. E già qui è bene fare una distinzione. Nel primo caso si intende la sospensione del matrimonio, vale a dire che legalmente i coniugi potrebbero riconciliarsi in qualsiasi momento, al di là che questo poi avvenga o meno. Il divorzio invece è a tutti gli effetti lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ufficializzato nel nostro paese 50 anni fa e sopravvissuto al referendum abrogativo del 1974, una data spartiacque nella storia del nostro paese che ha cambiato per sempre i rapporti coniugali. E a confermarlo sono i numeri. Basti pensare che nel 1980 l'Italia aveva fatto registrare 29.462 separazioni e 11.844 divorzi,
divorzi, questi ultimi il 3,67% delle nozze celebrate. 20 anni dopo, nel 2000, a fronte di 284.410 matrimoni, ecco 71.969 separazioni e 37.573 divorzi, percentuale cresciuta al 13,21%, mentre nel 2019, a fronte di 184.088 matrimoni, un record negativo, si è assistito a 97.474 separazioni e 85.349 divorzi, addirittura il 46,36% delle nozze celebrate. Un'impennata di divorzi, quella degli ultimi anni, dovuta a due provvedimenti entrati in vigore nel 2015, il decreto legge 132/2014 che ha semplificato e velocizzato le procedure consensuali senza rivolgersi ai tribunali, e la legge 55/2015, il cosiddetto divorzio breve, che ha fortemente ridotto l'intervallo tra la separazione e il divorzio, 12 mesi per le separazioni giudiziali e 6 mesi per quelle consensuali. In Italia, insomma, ci si sposa di meno e ci si lascia di più, e il matrimonio ha perso la sacralità di un tempo, quella sacralità che negli anni l'aveva portato a essere la vera modalità di suggellare il proprio amore, ma che ai giovani ormai sembra davvero non piacere più. Insieme a te. Vediamo se eccoci qua, nel guardare le nuvole, ovviamente rientriamo dal servizio di Denis Maran. A completamento di questo servizio andiamo a analizzare i dati che abbiamo visto nel servizio di Denis. Se la regia mi può mettere la scheda iniziale, perché sono numeri davvero impressionanti, ne parleremo questa sera, i motivi, perché le separazioni che fa diventare la gente più povera, insomma, quindi avremo molte cose da discutere. Vedete, i matrimoni nel 1980, come diceva Denis nel servizio, sono stati 322.000, nel 2019 quasi metà, una cosa incredibile, e ci sono stati nel 2019, guardate, 97.000 separazioni e 85.000 divorzi, davvero dei numeri incredibili. Andiamo nella tabella dopo, perché vi faremo vedere un attimino anche le varie percentuali. Vedete la percentuale che nell'80 era il 3,67% che si separava o divorziava, oggi il 46,36%. Andiamo nella tabella successiva. Nel 2008 i matrimoni civili erano il 36%, dunque la gente si sposava il 65% in chiesa, oggi si sposa in chiesa il 48%, il 52% preferisce ovviamente fare il rito civile. Andiamo nella tabella successiva. Vedete, l'età media è anche non tantissimo, però è aumentata. Nel 2008 si sposavano, sono solo 10 anni a dire la verità, perché 10 anni prima si sposavano ancora più giovani, però nel 2008 si sposavano gli uomini che avevano una media di età di 32, le donne di 29, oggi ne hanno 33, quasi 34 gli uomini e quasi 32 le donne. Credo sia l'ultima la tabella successiva per poi iniziare il ragionamento. Invece le unioni civili, pensate che quando sono iniziate le unioni civili, sembra un paradosso, nel 2017 ce ne sono state 4.376, ovviamente sembrava un numero destinato ad aumentare, invece fatalità, cambia la rotta, perché nel 2018 sono stati 2.808 e l'anno scorso 2.297. Cercheremo di capire il motivo e il perché di questo. E inizio proprio dalla professoressa Barbara Segato. No, volevo solo una precisazione. Sì. Le tabelle sono riferite, queste ultime, a che anno? C'è scritto 2019. C'è scritto tutto. Quindi manca il 2020. Perché non abbiamo avuto i dati del 2020, però il 2019. No, perché sarebbero ancora più tragiche. Il trend che abbiamo avuto alla CGA è più o meno similare, in diminuzione, è molto rispettato i dati che abbiamo dato in questa tabella. Penso che andrebbero peggiorando col 2020. Vabbè, sì, la gente che si sposa meno in chiesa. Però le chiedo alla professoressa Barbara Segato, cosa è successo in questi anni che è cambiato completamente il modo di vita, il modo di unirsi, il modo di amare o di convivere o di star bene assieme, e sta succedendo quello che vediamo, secondo lei? Ma non è cambiata la voglia di stare in coppia, è cambiato il desiderio di sposarsi, appunto, quindi ma le separazioni, mi scusi se la interrompo, sono anche il significato che uno si stanca di stare con quella meno persona. Pazienza di una volta, insomma, mi sembra di capire dai numeri. Beh, siamo in un contesto completamente diverso rispetto agli anni 70, quando la legge è iniziata, a livello proprio di funzionamento della società. È radicalmente diverso il contesto. Oggi noi facciamo fatica anche solo ad immaginarci di fare lo stesso lavoro per tutto l'arco della nostra vita. E ancor di più trascorrere la
propria vita in un'unica significativa relazione che è l'obiettivo comunque di tutti i giovani anche oggi, ma che poi fa i conti con una realtà che ci modifica molto di più nell'arco della nostra vita e quindi ci porta a trasformarci, a non essere in un arco temporale molto più breve la stessa persona che abbiamo incontrato quando abbiamo fatto coppia. Le faccio una domanda, ovviamente, e anche mi incuriosisce perché ovviamente anch'io non conosco la risposta, chiedo a voi questa sera. Se una volta le persone si sposavano da giovani, il matrimonio durava di più, vuoi perché c'era un altro modo di vita, un'altra aspettativa, tante altre cose. Oggi le persone si sposano a un'età più avanzata, quindi dovrebbero avere una maturità di avere consapevolezza di quello che fanno e che faranno. Come mai succede questo trend invece che è all'opposto? Se mi sposo a 20 anni dico vabbè, ero troppo giovane. Se mi sposo a 34 anni insomma è un po' diversa la cosa, o no? Sì, credo che qui valgano alcune riflessioni, sia rispetto al significato dell'età. Un trentenne di oggi è facilmente paragonabile a un ventenne degli anni 70, ma non basta questa riflessione. Credo che dobbiamo tenere in considerazione anche che le persone che oggi si sposano a 32-34 anni non si sono incontrate l'anno prima, vengono da una relazione di coppia che hanno costruito lungo un arco temporale abbastanza significativo. Oggi c'è l'idea, come dire, noi ci incontriamo e se abbiamo in mente di voler costruire una relazione solida, abbiamo anche in mente in maniera chiara che rischiamo di incappare in un divorzio. E quindi le famiglie intorno ai giovani e i giovani stessi mettono in atto una serie di comportamenti che in qualche modo li aiutano a stabilizzare la relazione, a verificare se funziona. Inizio a frequentarmi. Mi sembra, come ragiona lei, mi sembra un gioco, lo prendono come un gioco? No, non è un gioco, è proprio l'idea di dire ho capito, non sembra... mi sposo fin tanto che, come dire, faccio prima dei passaggi. Verifico che sto bene con questa persona, che è la persona giusta con me, che ci vogliamo bene, andiamo a vivere insieme per vedere se riusciamo a reggere anche la convivenza, perché nel tempo noi abbiamo maturato delle conoscenze in maniera, come dire, un po' naif, ma se lei parla con le persone le dicono essere fidanzati e andare a convivere non è la stessa cosa, no? Magari non ce la fate a convivere e quindi i ragazzi sempre di più, se lei avesse i dati sulle convivenze, vedrebbe che il dato delle convivenze, per esempio, è in altissimo aumento, perché è una pratica sempre più diffusa. Andiamo Può a essere convivere. che se uno si vuole prendere meno responsabilità nel convivere? Di questo non sono tanto convinta. No, una domanda la mia. No, io non sono tanto convinta perché se guardo a quello che succede nel momento della rottura della relazione di coppia, la sofferenza che vediamo che è in aumento e anche la conflittualità, io credo che questo sia un indicatore invece di quanto c'è un investimento in quella relazione. Semplicemente è come se i ragazzi oggi giovani dovessero maneggiare un rischio che conoscono, il rischio di fallire, e lo maneggiano per step. Certo, Alberto Gottardo, poi vengono tutti voi perché dagli avvocati ovviamente andremo sotto un profilo soprattutto tecnico. Alberto, secondo te è tutto come dice la professoressa? Assolutamente ottimo. Io sottolineerei un dato. Mi è capitato di fare il giornalista di carta stampata prima che adesso sono occupato su altri media, faccio radio, ed essere corrispondente dell'ANSA quando è iniziato, credo fosse il 2006, tutto il dibattito sulle unioni civili, le unioni di fatto. Proprio a Padova, dove io avevo la sfortuna di fare corrispondente dell'ANSA, si iniziò a ragionare del registro delle coppie di fatto con l'allora consigliere comunale Alessandro Zanna, che fece tutta la battaglia poi diventato onorevole su quella sponda lì, parlamentare insieme con quell'altra che non mi ricordo come si chiamava, hanno fatto la legge sulle unioni civili. E tutto questo sfrantumamento di palle per 2000 unioni civili all'anno. Io credo di avere diritto a un risarcimento per tutte le volte che ho perso ore di tempo per una cosa che è un battito di ciglia nel dibattito pubblico.
Vabbè, detto questo... Cioè, è incredibile, avvocato, Potevi 2000 intervenire. unioni civili, credo che muoia più gente di aneurisma cerebrale sotto i 50 anni che non in un anno in Italia, sì. che non di quelli, ed è stato il centro del dibattito politico per almeno 3 o 4 anni. Sono fatte 2 campagne elettorali su sta roba qua, per 2000 persone all'anno. Ho capito. Cioè tu capisci che i giornalisti come te o i politici parlano di cose che incidono pochissimo sulla vita delle persone. Quindi anche poi un'altra ipocrisia pazzesca sull'ottimo lavoro che ha fatto Dennis su quei dati lì. Il 48% delle persone si sposano in chiesa, ma è una grande ipocrisia. Le chiese sono vuote anche il giorno di Pasqua, anche il giorno di Natale la gente va a sposarsi. Capisci che anche lì, anche quei matrimoni lì poi sono fatti solo per il fotografo, il bouquet e l'abito bianco. Quindi il matrimonio molto spesso è un retaggio per fare piangere la vecchia zia, la mamma che è contenta. Alberto, al di là del ragionamento che hai fatto, che ovviamente hai ragione nel farlo, però il vero dato di fatto, la domanda e la trasmissione è perché la coppia si sposa, vive assieme e poi si separa. Questo è il vero tema. Intanto sposarsi, si può vivere assieme senza sposarsi. Sì, ma noi parliamo, questi dati sono da coppie sposate, poi parleremo delle convivenze. Io credo per 2 motivi principali. Il primo, per dare stabilità a una coppia quando si decide o prima di decidere di fare dei figli. Io ho avuto la prima bambina 1 anno dopo che mi sono sposato, e poi anche per far contento uno dei 2, difficilmente entrambi vogliono sposarsi, uno dei 2 ha l'esigenza per vari motivi anche familiari di sposarsi, e allora l'altro dice uno lo fa per forza, Alberto, diciamo un po' esagerato. No, è così. Agnello, è così. Fantini, mi sembra un po' esagerato, uno si sposi per forza, insomma. Avvocato, uno dei due trascina l'altro all'altare. Scusami, a 34 anni che uno si sposi che non ha voglia, mi sembra un po' esagerata come ragionamento. Scusa, non dico che non sia vero, io però... sono un esempio palese. Mi sono sposato a 47 anni e mi sono sposato, siccome non volevo sposarmi obtorto collo, dicevano i latini. Siccome non volevo sposarmi proprio, ho ceduto alle richieste della mia ex, che adesso è ex, moglie, che voleva sposarsi in chiesa. Nella vita ci sono le eccezioni, avvocato Agnello. E mi sono sposato in chiesa. Ovviamente da ateo, per cui figuriamoci, era solo... fa contenta la suocera, dai. La suocera ha pianto, la vecchia zia ha pianto, si è commossa, la marcia, no? mi viene con a i violini. Ma che personalità ha l'avvocato Agnello in questo caso? No, ho fatto, Giorgio, ho fatto felice la mia compagna, che all'epoca me l'ha chiesto come un desiderio, perché aveva la mamma che era anziana, voleva vedere la figlia sposata con l'abito bianco. Quanto siete durati? Quanto siete durati? 12 anni. Ah, beh, anche tanto. Quindi per me non è stato un sacrificio, voglio dire che dal punto di vista intellettuale non è stato per me un sacrificio, e l'ho ritenuto come fra virgolette, piacere che ho fatto alla famiglia. Sì, ma è la donna che vuole sposarsi in chiesa. È la donna che vuole sposarsi in chiesa. Detto questo, Giorgio, se parliamo di contrazione dei matrimoni, noi dobbiamo tenere presente che il primo aspetto fondamentale che scoraggia la gente da sposarsi è l'aspetto economico, Giorgio, perché ormai non viviamo più... Però io parlo della separazione, non del matrimonio, io parlo perché la gente si separa dopo essersi sposata, perché dopo essersi sposata ha speso i soldi, dunque economicamente io parlo dopo, perché la gente sposata, mi fai vedere di nuovo la tabella Marco e Claudio che saluto di regia, no, perché si separano, ho capito tutto quello che dite voi mi parlate però di quello che succede prima, io invece la trasmissione è quello che succede dopo e perché, se no andiamo fuori tema, eccolo qui, guardate, qui sono... Mi domando, questo è un argomento che tralasciamo per il momento. Scusami, è importante. Il tema della trasmissione è che su 184.000 persone nel 2019, quindi l'anno scorso più o meno, si sono separate quasi 100.000 persone. La domanda mia è, se 184.000 si sono sposate e hanno speso i soldi, perché qui li hanno spesi i soldi per il matrimonio, in chiesa o civile che esso sia stato. Parlavamo anche di contrazione dei matrimoni, però. Ma vabbè, mi domando, come mai 100.000 poi si separano? Subito. La mia domanda è, perché la coppia si separa? Perché ne ha le scatole piene? Perché si prendono a botte? Perché si odiano? Perché è un problema economico? Perché non hanno figli? Che cavolo, se me lo dite voi? Benissimo, me lo Te lo spiego, Giorgio. Sembrerà una cosa assurda, prosaica, terra a terra,
Ma la stragrande maggioranza delle separazioni ormai avviene per la scoperta dell'infedeltà, o di un coniuge o dell'altro. È evidente. Primo. E in questo ha avuto un'influenza deflagrante i social, Giorgio, perché la maggior parte della gente che si separa perché il marito scopre che la moglie sta chattando con un altro, la moglie scopre che il marito sta chattando con 7 donne diverse. E la moglie controlla il telefonino e vede su WhatsApp. Quindi vuol dire, scherzo, che tu sei diventato un uomo social, insomma. Ma vabbè, è social, indispensabile, però se tu vai a fare uno screening... Avvocato Fatti, è tutto giusto? Allora, è giusto secondo me quello che dice Patrizio, però secondo me se vogliamo parlare di coppia che scoppia, probabilmente scoppia in quel momento, al momento della scoperta, ma il momento della scoperta di solito arriva dopo una crisi che è già in atto e la crisi non accade quasi mai per il tradimento in sé. No, il tradimento accade a causa della crisi. È una conseguenza della crisi, è uno degli effetti collaterali della crisi. Quindi se dobbiamo andare a cercare il motivo più eclatante e più diffuso di una separazione, lo vogliamo vedere nel tradimento, ma il tradimento arriva sempre dopo un'incompatibilità ormai conclamata, un'incompatibilità a cui non si è voluto porre rimedio. La pazienza di vivere in due anche. Cosa? La pazienza di vivere in due, che è difficile. La pazienza di vivere in due, messa a durissima prova chiaramente in quest'ultimo anno di pandemie, di restrizioni. E l'indipendenza economica. Diciamo che poi anche l'indipendenza economica conta molto. È una buona il numero di divorzi così alto è una buona notizia per le donne. Certo. Perché mia mamma, che pure non se lo sarebbe potuto permettere. Io credo che mia mamma lo abbia desiderato migliaia di volte. Anche la mia. Di separarsi dal mio papà, ma non poteva. Non poteva. Anche la mia. Cioè, ragazzi, sì, credo che dobbiamo stare attenti a fare un parallelo. Tua moglie, Giorgio, che lavoro fa? È indipendente economicamente? No. È per quello che il tuo matrimonio ma lo è stato, ma è evidente. Ma io se dovessi morire lascio tutto. È evidente che dura, è per quel motivo lì. No, ma il fatto che sua moglie non lavora significa anche che aderisce a un modello di coppia tradizionale, che ha accettato un determinato ruolo e che ha fatto un investimento più sulla dimensione familiare che sulla dimensione di crescita personale. Oggi noi abbiamo coppia a doppia carriera, le cosiddette coppie a doppia carriera. Ma per fortuna. No, ma io non sono contraria ai divorzi, quindi non le vedo sempre come una cosa negativa. Ed è per questo motivo che si separano di più, perché una coppia hanno il lavoro entrambi, si separano. Mia mamma non poteva separarsi, figurati, ma neanche la perché mia. rimaneva in mezzo alla strada con un assegno di mantenimento, mio padre un impiegato statale. Però cosa lo poteva riducete dare? proprio in termini banali. La realtà è questa. La realtà è questa. Io credo che sia uno degli aspetti, quello economico. Anch'io. Sicuramente oggi è un aspetto importante. Oggi abbiamo la capacità economica di poter vivere anche al di fuori di un matrimonio, cosa che non era prima consentita e poi possibile. Sì, l'altro aspetto però, l'altro aspetto che volevo aggiungere è anche... Passiamo a un passaggio importante per me. Oggi l'età media, vediamo, si sposa a una determinata età, quando uno è maggiorenne, sa quello che fa, non è giovane, ma prima lei ha detto che i 30 anni di oggi sono i 20 anni di una volta, io non lo so questo. Sottoscrivo. Sì, no, ma non discuto di questo, però dico, uno si sposa una media, guardate, di 34 anni, nel 2019, forse qualcosina di più oggi, è maturo, non è un bambino appena nato, sa quello che va e a cosa va incontro. Sì, Giorgio, ma vuole andare fuori di casa perché magari però succede, a 35 anni ancora la mamma gli stira le camicie. Però succede, la domanda che vi faccio, si sposano dopo 5 anni di fidanzamento assieme, durano, dopo sposati civilmente o in chiesa, indipendentemente da dove sono sposati, durano un anno e si separano. Ma se hanno vissuto prima 5 anni assieme o hanno vissuto assieme prima e poi si sposano sapendo il passo che fanno, dopo un anno si separano, mi spiegate il motivo? È diverso, perché? Sai dopo. Ma ce ne sono molte. Ma è diverso il fatto di essere fidanzati in due abitazioni diverse. E quando comincia la convivenza che scoppiano i problemi. Patrizio, c'è chi convive, dopo 5 anni di convivenza si sposa, l'anno dopo si separa. Perché Giorgio, ha ragione Alberto, perché a un certo punto di convivenza fondamentalmente la donna fa pressione all'uomo, le dice sposiamoci, perché poi ovviamente vogliono i figli e i figli delle coppie di fatto sono ancora oggi
diversi da quelli nati dal matrimonio, e quindi c'è sicuramente una pressione da parte o dell'uno, non voglio adesso dire sono le donne, ma dell'uno o dell'altro coniuge a formalizzare. Alessandro Tosato, lei fa parte dell'associazione dei padri separati, è come abbiamo raccontato in questo inizio di trasmissione, è tutto vero o abbiamo detto qualche inesattezza? Ci sono dei frammenti che però richiederebbero, come dire, un ragionamento un po' più ampio, certo, e guardare un po' indietro. Noi vediamo in associazione, innanzitutto nel dato mancano tutte appunto le coppie non sposate, perché la diminuzione da 320.000 a 180.000 mi dice che quello che manca sono coppie che convivono. Suppongo che la gente continui a vivere insieme, a fare figli, mettere su famiglia. Quelle che hanno fatto un matrimonio. No, ma per dire che il dato è probabilmente più alto ancora, perché le separazioni sono un numero maggiore. Noi vediamo in associazione che arrivano addirittura che si separano ancora prima che nasca il figlio, cioè la madre è in attesa della nascita del figlio e decidono di separarsi, giovani, meno giovani e anche di una certa età. Quindi, nel ragionare esatto, in questa situazione cosa vedete tra di voi? È un problema economico, un problema sociale, un problema ci sono questi problemi, ma in realtà questi problemi vengono fuori proprio perché è in atto già una crisi. Ma perché è in atto questa crisi? Nel senso, perché alla prima crisi come dire, si sgretola tutto questo castello, questa famiglia? E noi ci siamo posti il problema, secondo noi, nella mancanza di progettualità. 40 anni fa chi si sposava pensava di, come dire, costruire una famiglia. Oggi l'idea che i progetti si fanno e si disfano rapidamente, lo diceva prima la professoressa, la società è molto più fluida, come si cambia lavoro così si può pensare anche di cambiare famiglia. Che è un bene o un male io non lo so, non sono nessuno per giudicarlo, però evidentemente questo poi ha delle conseguenze su come si gestisce anche il rapporto di coppia nei momenti difficili. Spesso la nascita del primo figlio comporta il disastro. Non si riesce più a concepire che non sia più io più te, ma siamo diventati noi perché c'è un figlio che ci dovrebbe legare. Questa è una cosa che noi vediamo spessissimo in associazione. Noi organizziamo incontri con i padri separati, incontri a cui partecipano anche le madri separate, anche perché non hanno un'associazione loro. E abbiamo cercato, in effetti non c'è l'associazione per le madri separate. Non c'è, spesso mi chiamano e mi chiedono se possono partecipare, naturalmente sì. Ecco, ma sotto questo profilo si separano perché, una domanda che può essere incisa, il sesso incide in questo? La separazione, oppure in percentuale molto poco incidono di più il lato economico, il lato del rapporto con la persona, il lato del tradimento, oppure incide anche il sesso in queste separazioni secondo voi? Naturalmente noi vediamo più che altro i padri separati e quindi i dati che abbiamo noi sono come dire, di separazioni volute dalla moglie o dalla compagna. Per la maggior parte, però è anche vero, come dire, che noi vediamo quei padri separati che intendono mantenere un rapporto con i figli, quindi hanno un'idea di famiglia e che quindi si sentono in qualche modo respinti, cioè chi non ha intenzione di mantenere questo legame familiare non viene da noi. Certo, come diceva prima Alberto Gottardo, diceva si sposano in chiesa perché le donne vogliono fare come diceva. Vabbè, allora sentiamo cosa dice in merito padre Svanera, che è il rettore della Basilica del Santo e che è uno che tra l'altro ha fatto un libro per quanto riguarda la famiglia, quindi è un profondo conoscitore della famiglia. Ascoltiamo. Si è mai sposato. Che cos'è il matrimonio per la Chiesa? Per la Chiesa, per noi cristiani, l'unione di un uomo e di una donna ha un significato molto profondo e molto bello, perché per la Chiesa, per il mondo, significa esprimere il senso dell'amore più autentico, quello che direi anche in questo tempo di Pasqua ci ha voluto dire il Signore dando la sua vita. I due che si sposano esprimono per la Chiesa, lo diciamo sacramentalmente, cioè in modo vero, in modo efficace, questo amore che poi tutti tocchiamo con mano, perché nasciamo tutti da una coppia, in una famiglia, e viviamo questo amore che se risplende nella sua bellezza dice qualcosa del Vangelo, dice la pienezza anche del Vangelo, che è il messaggio dell'amore. Se entriamo in una logica di fede,
questa unione che ha tutti i presupposti dell'eros, tutti i presupposti diciamo antropologici di un legame affettivo, amoroso, erotico, assume un significato e viene investito di un significato spirituale anche qualitativamente differente, potremmo dire, nel senso che si esprime davanti al mondo in questo senso una vocazione, noi usiamo questa parola per dire che si viene chiamati a esprimere una dimensione di amore che è quella che Cristo ci ha rappresentato sulla croce, quindi qualcosa che certamente attrae perché è un amore grandioso, diventa anche certamente impegnativo, quindi il cristiano sa quando accoglie la vocazione matrimoniale di diventare testimone di questo amore. Questo, ripeto, è bello ma è anche molto responsabile. Se noi immaginiamo e crediamo che questa unione di un uomo e di una donna siano immagine, siano rappresentazione, siano una possibilità nelle dimensioni più umane che immaginiamo di rappresentare la fedeltà di Dio in Cristo, è chiaro che una separazione o un divorzio sono un dramma, ma sono un dramma a tutti i livelli, non solo dal punto di vista spirituale, sono un dramma dal punto di vista umano, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista sociale. Chi, anche come me, ha toccato con mano la vita di situazioni di questo tipo, sa cosa significa, quindi è chiaro che la proposta della Chiesa, la proposta cristiana è quella di un sostegno, come dicevo, a far sì che la coppia possa continuare a vivere la propria dimensione di relazione nella serenità e nella riconciliazione, anche quando si creano situazioni di conflitto e di rottura, quindi mai pensare che la rottura sia definitiva. La Chiesa cattolica ha considerato la possibilità della separazione perché ne ha parlato anche di recente il Papa, ci sono delle situazioni estreme in cui diventa invivibile la convivenza. Quando le condizioni non sono possibili c'è la possibilità di accedere al tribunale ecclesiastico per verificare se questo matrimonio avesse tutte le condizioni per essere considerato valido, e qui entriamo in una casistica più direttamente giuridica e che può far arrivare appunto a sancire una dichiarazione di nullità. Poi lo risentiremo padre Svanera, perché gli abbiamo chiesto perché oggi i matrimoni sono pochi e questi pochi matrimoni sono anche instabili, poi ci spiegherà il perché. Però mi sembra che lui abbia spiegato che c'è l'amore, si sposano in chiesa perché insomma. Parlare di matrimonio con un sacerdote sarebbe come chiedere ad un geometra di spiegarmi qual è il principio della Santissima Trinità o come si effettua un'operazione a cervello. Perché è teoria, è etica, è teoria, la pratica è tutt'altra cosa. In più, però vi spiego nel rapporto che faccio un paragone che non c'entra nulla. Una volta, Patrizio, un professore di agraria, nel parlare così tra amici, mi diceva: ci sono i contadini che quando io vado a parlare con loro, spiegare come si coltiva un terreno, mi dicono: ah, lei professore non ha mai arato un terreno, cosa vuole sapere, non capisce niente. E il professore mi ha risposto: vede Borilla, ha detto, il contadino che si fa il mazzo, scusami la parola, coltiva quel terreno e fa una cosa? Una raccolta, non mi veniva la parola raccolta, io gli spiego come farne due e non ha mai arato quello che ha studiato il terreno. Sì. Cioè, voglio dire, nel ragionamento, ritorno a noi, è vero quello che dici, però padre Svanera è uno che ha studiato la Chiesa, ha fatto di libri sulla famiglia. Però se al contadino chiedi se si semina quando c'è la luna piena, quando non c'è. Padre Svanera è conosciuto proprio per questo motivo, perché ha fatto del suo essere proprio ha studiato la famiglia su tutti i lati, quindi qualcosina saprà di qua. Però vedi che lui conclude dicendo che alla fine se un matrimonio religioso fallisce, alla fin fine si prende atto del fallimento, c'è sempre l'annullamento del matrimonio attraverso la Sacra Rota. Non riconosce che invece due cittadini possono liberamente sposarsi anche in chiesa e fare il matrimonio civile e rivolgersi al giudice. Sì, però lui dice si sposano in chiesa perché si amano, perché mettono l'amore, perché mettono... Io quando sento i sacerdoti parlare di matrimonio mi sembra come quando tu parli di calcio. Esatto, sottoscrivo. Io che sono sposato sono il calciatore
Il prete è quello allo stadio che quando sbaglio il passaggio dice ecco hai sbagliato il passaggio, vieni tu in campo, esatto. Vieni tu in campo, tra le altre cose sottolineiamo. Mi sembra un po', no, Alberto lei è enfatizzato un po' adesso. No caro mio, è la stessa cosa, sottoscrivo. Seconda cosa, rispondi a questa domanda, quali sono i sacramenti che sono stati direttamente istituiti da Gesù? Tra questi non c'è il matrimonio, no, ce ne sono alcuni, il battesimo, il battesimo e la comunione. No, il battesimo è Giovanni Battista. No, vabbè, certo, ma comunque era Gesù il battezzato. Vabbè. Era il battesimo e la comunione, tutto il resto. Il matrimonio arriva nel VI-VII secolo. Perché? Perché iniziano a istituzionalizzarsi le chiese e i sacerdoti e sai, 50 euro, all'epoca non c'era l'euro, 100 euro per ogni matrimonio, alla fine è un budget mica da poco. E quindi è stato istituzionalizzato il matrimonio. Ma il matrimonio non era un sacramento per i primi 6-7 secoli, quelli più fecondi della storia della Chiesa. Va bene, allora io mi sposo per business, come dici te, perché l'hanno fatto nel VI secolo. Vi do ragione, è un business enorme. Ma vi faccio le domande. Ma certo, vi faccio le domande. Allora io e la signora, mia moglie, ci sposiamo, spendiamo oggi per un matrimonio, per arredare una casa 30, 40, 50 mila euro, perché, e dopo 3 giorni ci separiamo perché è un business, abbiamo buttato via 50 mila euro, oppure ci sarà qualcosa, domando fra me e mia moglie. Ha venduto tutti quanti gli arredi e compagnia, capisci? È un business. Se tu togli il matrimonio, togli un business enorme. Rimango stupito. A quelli che fanno... Giorgio, il fatto è che... Avvocato Fantini, è un business come dicono qua, è d'accordo? Non sono completamente d'accordo, ma intanto perché loro due ormai si sono messi alla parte degli uomini. No, io esatto, sono un po' coalizzati, si è sposato in chiesa, al di là di quello sono molto disincantati e molto trancianti nei giudizi, però posso capire, poi ognuno ha le sue esperienze e quello che diciamo spesso volentieri è frutto delle nostre. Dopo la domanda, si è sposato e mi sono anche divorziato. Infatti si è sposato in chiesa, mi ero dimenticato della pubblicità. More geometrico dimostrato. Si è sposata in chiesa e divorziata. E ho divorziato. E aspetti la pubblicità. Sì, va bene. Roba da matti. Pubblicità.